Allora ho fatto un omaggio a Pino Daniele, un omaggio a Grani Agnello, adesso devo fare un omaggio ad un'artista romana, Gabriella Ferri, che tutti portiamo nel cuore. Io sicuramente non sarò alla sua altezza nel cantare Zazà, ci provo. Arrostà Zazà. Piedigrotta, siamo a Piedigrotta. Sulla cassa armonica i maestri accordano, sto riaccordando. Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via. Con Zazà, compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Vignataro che suonava il Parsifallo. Il maestro sul piedistallo ci faceva delizia nel momento culminante del finale travolgente. Mi alza tutta che la gente se fumare una zazza. Allo sta zazza! Oh Madonna mia, allo sta zazza, senza Isaia, per zazza che ti ho perduta in me, che ho trovato zazza che la portasse a me, iammela a trovare, su facciamo presto, iammela a trovare, con la banda in testa, oi zazza, oi zazza, oi zazza, tutto quanto a me grida, mi sei a stacca, mi sei a stacca, mi sei a stacca, zazza, 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 zazza. Devo dire che lui mi manda in giro per tutto il mondo come sottosegretario agli affari esteri, mi manda ovunque. L'orchestra è molto contenta, sono contentissima. Vuoi venire un attimo qui con noi? Un applauso per Mario. E mi piace tantissimo per la sincerità e per come affronta le cose. Ti posso lasciare un attimino il microfono? Voglio che dici giusto una parolina, una piccola. Me ne scappo. Grazie Angelica. Ma brevemente volevo intanto salutare e ringraziare Angelica Sepe che ha dato questa testimonianza non solo musicale ma anche legata ad alcuni valori che noi condividiamo, e proprio per questa ragione come fondazione abbiamo voluto con convinzione partecipare a questa iniziativa di supporto all'ospedale a Tirana per dare, come ricordava Sant'Agostino, con il nostro piccolo cucchiaio tentiamo di svuotare il mare. Qui alla presenza di personalità così importanti come Sua Eminenza Cardinal Laghi, Sua Eminenza Cardinal Sepe, Sua Eccellenza Sandri, che sono qui, che ringrazio di vero cuore, e soprattutto tutti voi. Questa è una serata per
un'opera importante a Tirana, un ospedale che dovrà dare un sostegno alle politiche dei Balcani legate alla solidarietà. Mario, io ti dedico questa canzoncina, senti quanto è bellina. E poi farò come Madre Teresa. Sarò dura, mi raccomando, lasciate qualcosa, appunto, nella busta che vi sarà data per la costruzione di questo ospedale. Siamo uniti. Con le mani tutti insieme. Non mangi più, non vive più, che poi godria. Poi lasciari che venerdì sta giù via. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, ma chi lo fa fare? Lo diciamo? Tu non lo faccia tu mamma, non facciamo peggio, dilla tutta la verità. Con le mani, la mamma con capire. Passa sotto sul balcone, vado fin qua io. Tu nunca non sei ferma, sei ancora così giovane. Tu sei qua io, negate mi sei calma, vai un po' pallone. Che mamma dissi la brama, a te non mi fa ridere. Perché si voleva stare, non facciamo porceria. Dilla tutta la verità. Mamma devo capire. E allora siamo giunti quasi alla fine del nostro concerto. È giusto che ve li presenti questi bravi ragazzi, Ve l'ho presentato prima. Un grande maestro, un grande amico. Alla chitarra Michele Montefusco. All'altra chitarra il mio amico di sempre. Anzi, devo dire che, Memè, posso dire qualcosa su di te? Mi segue proprio con affetto. Io a volte gli ricordo delle cose brutte, ma lui sempre fedelissimo. Alla chitarra Carmelo Zubo. Avete visto come è brava a suonare la fisarmonica? Monsignor Sandri, è un po' argentino questo fisarmonicista o no? È vero? Alla fisarmonica Tony Loderini! La mascotte del gruppo. Alfredo, metti in piedi perché sennò non doverano, ti giuro, ti alza un po', alzati, perché è piccolino piccolino, è il più giovane, ma è molto talentoso. Alfredo Verdini! Special guest anche lui in questo concerto, un grande maestro, specialista in tamburello e così via. Che devo dire di te? Che sei un grande. Massimo Accusato! Bebè mio. Bebè mio il 98 è arrivato a Roma e mi ha detto: ma sei pazza che non canti più? Ma tu sei uscita pazza? Tutti i giorni per 2 anni mi imponeva di cantare con lui. Abbiamo scritto delle bellissime canzoni e io gli voglio un bene, non vi dovete dispiacere voi altri, ma io gli voglio un pochino di bene in più. Domenico Saverino! Sei il più bravo di tutto quanto, perché non dice una parola, tranquillo, neanche se l'ammazzano parla.
Fammi sentire come ti chiami. Massimo? Non ha detto più una parola. Tranquillissimo, suona il suo contrabbasso, non lo schioda nessuno. Il maestro Massimo Pinca. È bellina, sono io. Con lui invece abbiamo iniziato 1 anno e mezzo fa, con un disco che non finisce mai, un disco molto lungo. È un napoletano doc, è un grande maestro, è un jazzista innanzitutto. Ama la musica come la amo io. Pensate che lui mi fa gli arrangiamenti al telefono. Io gli dico, Pino, sai, ho pensato di fare questa cosa. Lui mi legge proprio nell'animo. Lo posso dire? È un maestro speciale, con delle caratteristiche musicali incredibili. Il maestro Pino Tafuto. Con le braccia tua mamma non facciamo dolceria, della tutta verità. Stai sempre qua, imbondato e calmi e zasta via. Non mangi più, non viva più che per condria. Poi peggeri, che pena di sta gelosia. Tu vuoi morire, tu vuoi soffrire, ma chi tu fa fa? Con le braccia tua mamma, where were you, non facciamo dolceria.